Mister Giordano, questa pausa pasquale serve all'Aragona per ricaricare le batterie in vista del rush finale? Sì, soprattutto mentali, perché la squadra ha sprecato tanto. Dal punto di vista fisico stiamo toccando pochi argomenti perché comunque la squadra sta bene. Poi ci rimangono le rimanenti 3 gare di campionato, quindi non ha senso andare a fare un lavoro profondo di ricondizionamento, ma solo una normale gestione per arrivare all'appuntamento finale con una buona condizione fisica, ma soprattutto, come ti dicevo, mentale. Quanto brucia il pari contro il Gemini? No, non brucia, anzi dà maggiore valore dopo quello che è stato il risultato di Casteltermini Alcamo. Quindi sapevamo che Gemini era un campo difficile, quindi il pari, te l'avevo detto nell'antegara, non avrei firmato per il pari. Se poi però comunque raccogli un buon punto su quel di Gemini davanti a una cornice di pubblico davvero di categorie superiori, lo prendi di buon grado. Alla ripresa si affronterete in trasferta la Margheritese, squadra ancora in lotta virtualmente per i playoff. Sì, diciamo che a prescindere di quello che sono le ambizioni di classifica di tutte le squadre che incontreremo, noi vogliamo conquistare tutto sul campo perché i 67 punti che abbiamo in classifica li abbiamo fatti con tantissimo sacrificio, quindi è giusto che andiamo a Santa Margherita, poi la partita in casa con l'Alcamo e la rimanente gara con il Fulgatore, cercando di raccogliere più punti possibili e poter regalare questo sogno all'intera comunità di Aragona. Ma si parla anche di giustizia sportiva con l'Alcamo che ha presentato un nuovo ricorso contro il Casteltermini che avrebbe fatto giocare contro l'Alcamo un giocatore al posto di un altro. Onestamente sono argomenti di cui non mi interessa parlarne perché c'è una giustizia sportiva che farà il proprio decorso. Io penso solo alla mia squadra e ti dico in maniera proprio orgogliosa che noi tutto quello che abbiamo conquistato l'abbiamo fatto con spirito di sacrificio, con resilienza, appartenenza. Quindi poi quelle che sono le diatribe fra altre società per trarne vantaggio o svantaggio sono cose che onestamente non mi riguardano. Ci pensi allo scontro diretto con l'Alcamo alla penultima di campionato qui ad Aragona? No, non ci penso perché sono proiettato alla partita con la Santa Margheritese. Al momento opportuno penseremo all'Alcamo e tolgo l'occasione per augurare una serena Pasqua a tutti gli sportivi, soprattutto a tutti gli sportivi di Aragona, con l'auspicio che ci spingano per questo rush finale e che tutti insieme poi possiamo abbracciarci e festeggiare insieme. Presidente, ancora polemiche nella sfida Casteltermini-Alcamo. Il Casteltermini avrebbe schierato un giocatore non tesserato al posto di un altro. Quanto vi dà fastidio questa situazione? Ma fastidio fino a un certo punto, Davide. Il discorso è che tu magari fai dei tabellini di marcia che poi vengono diciamo rimodulati da questo tipo di situazione che onestamente interessano poco, però ci sono e quindi si dovrà attendere adesso quella che sarà la sentenza della Procura federale. Detto questo, a noi dobbiamo pensare a noi stessi, i ragazzi lo sanno, quindi manca poco per traguardare l'obiettivo e poi sulle altre cose onestamente non ci interessa. La squadra si allena in vista della gara contro la Margheritese e poi la sfida che vale un'intera stagione contro l'Alcamo qui ad Aragona. Sì, beh, quella diciamo che è una sfida attesa perché vogliamo dimostrare, così come abbiamo dimostrato, che l'Aragona merita quella posizione di classifica. Noi i 67 punti ce li siamo conquistati tutti sul campo, giocando a calcio, non abbiamo mai inseguito scorciatoie perché per noi i principi dello sport sono ben altri e quindi di conseguenza faremo il possibile per traguardare questo obiettivo il prima possibile. Quale augurio di Pasqua sentite di fare alla squadra, ma soprattutto ai tifosi dell'Aragona?
Alla squadra auguro di passare la Santa Pasqua in serenità con le proprie famiglie, e mentre ai tifosi faccio lo stesso. Naturalmente li invito, come hanno fatto fino ad oggi, a seguirci. Io non posso dimenticare la trasferta di Gemini, erano in 400 e voglio che in 400 devono essere anche a Santa Margherita Belice. E poi insomma preparare sul rush finale, sul scontro diretto contro l'Alcamo, ma lì sono convinto che il Totorusso registrerà il massimo della capienza da quando io sono alla guida di questa squadra.